Gentili signore e signori, puntata numero 16 di Guarda che Stella, il magazine televisivo dedicato a Rivignano e Teor. In questo numero la festa di Lucina e Luigi e la visita romana in tema fusione. Allacciate le cinture, si parte! Sanremo per fortuna è alle porte, ma la Kermesse Canora dei Fiori ci lega alla vera festa degli innamorati, quella riproposta nella magica cornice di Villa Savognano Telio, nel già Principato di Aris. Lucina e Luigi, i veri Giulietta e Romeo. La Proloco di Aris ha saputo come sempre mettere in scena uno spettacolo unico e particolare, come ci conferma al termine della serata il presidente Sandro Zoccolan. Presidente, definirlo un grande successo è riduttivo. No, è andata molto bene quello spettacolo che abbiamo fatto, siamo rimasti entusiasti anche noi a vedere che qua vicino abbiamo anche dei gruppi sconosciuti però che ci hanno dato una mano anche stasera. Il bello della diretta per portare in scena l'unicità dell'evento creato da giovani artigiani dello spettacolo. Noi abbiamo fatto, le canzoni erano cantate appunto da tutta gente dei paesi qua in giro, non sono... Nessuno aveva mai cantato prima, quindi siamo anche molto contenti per loro. Ancora una volta mi permetta di dire Esatto, adesso speriamo nella gente che sia un po' più, che venga di più, ecco, a queste manifestazioni, perché è bello anche far vedere, che vedano qua gli spettacoli che facciamo. Altre news in arrivo in questo 2013 targato Proloco di Aris? Sì, stiamo lavorando già per il 15 aprile, c'è il 600 anni del Principato di Aris. Adesso non sappiamo ancora cosa faremo, ma c'è qualcosa in pentola, c'è qualcosa che bolle in pentola. Come stasera molti diranno peccato che non c'ero. Assessore Massimo Tonizzo, squadra vincente, buona la prima. Insomma, ti ringrazio per questo complimento che hai fatto. Il risultato non so quale possa essere, so solo che la Proloco assieme al gruppo storico, allo studio di architetti Borella che insieme a noi stanno portando avanti questo progetto, ci stiamo mettendo cuore e anima affinché quello che facciamo, quello che divulghiamo diventi un segno importante per il nostro Friuli e soprattutto per la nostra storia. Come abbiamo sempre detto e ribadito, Lucina e Luigi provenivano proprio da qui, da queste terre, da questo fiume. E quindi niente, forza, andiamo avanti, purtroppo stasera non c'è stata la presenza che noi volevamo, ma noi siamo di coccio, come si suol dire, e quindi andiamo avanti imperterriti e continueremo questa nostra attività di divulgazione della storia vera di Lucina e Luigi. Fabrizio Mattiussi è il sindaco di Teor. Il 2013 ha portato la prima manifestazione dalla fusione dei due enti comunali. Sì, è vero, e speriamo che questo primo anniversario, diciamo così, questa prima manifestazione ne porti avanti tante ancora in futuro, ma non per fare fusioni, perché questa è già fatta, ma perché porti bene alla nostra comunità. È un'opportunità di sviluppo di immagine per il nostro territorio, adesso che siamo un comune più grande, l'immagine dovrebbe essere ancora più grande e gli effetti ancora migliori. Villa Savognan come fulcro del nuovo comune? Potrebbe essere proprio l'ombelico del mondo, come io avevo suggerito all'inizio della campagna referendaria, del punto da dove si dovrebbero pian piano amalgamare tutte le attività sia di carattere culturale come questa, storico, ambientale, perché qui siamo nel punto più bello del fiume Stella, con una bellissima scenografia che è data dalla Villa Otelio, sperando anche che in tempi brevi venga recuperata, perché effettivamente può dare origine e spunto per una crescita e uno sviluppo anche economico, per cui è proprio l'ombelico del mondo. Un volano per ripartire. Sicuramente non sarà proprio il volano in maniera assoluta, però è qualcosa di molto importante che, se saputo coltivare, sapientemente utilizzata e strutturata, può dare grosse soddisfazioni alle amministrazioni, ma anche agli operatori economici e all'economia in generale. Enrico, giovane leva del neocostituito gruppo storico Rivignano Teor, ci racconta l'emozione della prima volta. Ma sì, allora sono rappresentante di questo gruppo storico e questo gruppo è nato da poco tempo, ci stiamo ancora allenando. Questa è stata una delle uscite che abbiamo fatto in questo periodo. Siamo stati a Cavallicco a fare una sfilata per Carnevale
domenica scorsa è stata una sfilata, un'uscita positiva, è stata molto costruttiva anche per noi, perché comunque ci ha permesso di andare a trovare anche vari difetti che insomma, si riscontrano durante queste esperienze, e anche quella di questa sera sarà appunto, anzi è stata un'esperienza molto positiva anche per noi, perché comunque ci siamo rapportati anche con un altro gruppo che ci ha supportato in questa iniziativa. Permettimi di sottolineare un vero battesimo del fuoco. Sì, esattamente, un battesimo del fuoco, un battesimo dell'amore, perché comunque questa sera è la sera di San Valentino, e sì, quindi accompagnati dai nostri amici del gruppo Ocho Casbrove, e quindi questo legame tra amore e fuoco che comunque lì sono legati tra loro. Non resta che dire alla prossima e auguri di buon San Valentino a tutti. Sentito Rivignano, cambio di campo, la parola agli amici di Teor. È stato un evento che ha dato l'opportunità di fare questo battesimo del fuoco, in cui gli Ocho Casbrove, che siamo noi, abbiamo dato il nostro calore a questo pubblico. Va sottolineato questo, che voi avete l'esperienza accumulata in Cascina. Siamo un gruppo che nasce 4 anni fa, abbiamo partecipato a diverse rievocazioni storiche e stiamo andando avanti con il nostro percorso e siamo in continua evoluzione artistica. L'affiatamento però non vi manca. L'affiatamento non manca. Il concetto è chiaro, la parola d'ordine è una sola: fare squadra. Soprattutto siamo tutti friulani, tutti della zona, e diciamo che è un gruppo che riesce a fare molto. In questi 4 anni siamo cresciuti veramente tanto e speriamo di crescere ancora molto. Signor Sindaco, anche da Roma vengono a visitare e a capire bene perché funziona questa fusione tra Rivignano e Teor. Beh sì, effettivamente abbiamo avuto prima i complimenti del Presidente della Repubblica Napolitano, di quello del Senato, di quello della Camera e poi di tanti altri, e anche diverse visite, anche apposta da Roma, come oggi l'onorevole Crosetto, che intende mettere nel suo programma elettorale questa questione della fusione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, e quindi ha voluto approfondire l'argomento visitando il nostro comune, incontrando me e il mio collega di Teor Fabrizio Mattiussi. A noi naturalmente fa piacere essere diventati un caso scuola, e quindi ci prestiamo con chiunque voglia a spiegare quello che abbiamo fatto molto volentieri. Insomma, se da Roma si muovono vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Ma la nostra convinzione è questa, anche perché unire 2 comuni e crearne uno solo, l'abbiamo detto diverse volte, è una grande opportunità non solo di risparmiare dei soldi pubblici, e già questo sarebbe sufficiente, ma anche e soprattutto di dare migliori servizi ai cittadini e anche di avere un territorio più ampio che può essere ripensato assieme, e quindi si possono individuare nuove opportunità di sviluppo, ed è quello che io e il collega Mattiussi stiamo cercando di fare anche in prospettiva futura, cioè compiere adesso nei prossimi anni delle azioni che determineranno lo sviluppo del nostro nuovo comune nei prossimi decenni. Anche la 16ª puntata è andata a ponente. Come sempre, grazie per la visione e per l'ascolto. Alla prossima!